Presidio di sindacati e dipendenti del settore multiservizi, pulizia e ristorazione davanti alla sede mestrina di Confindustria in via Torino per chiedere il rinnovo del contratto scaduto da 9 anni. Il Veneto ha deciso di non fare più il vaccino AstraZeneca alle persone sotto i 60 anni, così la Regione all'indomani delle indicazioni di EMA, la campagna vaccinale, ha assicurato Zaia, verrà rimodulata. Si avviano a superare quota 130.000 le prenotazioni per vaccini anti-Covid effettuate tramite il nuovo sito aperto una settimana fa dalla Regione Veneto. Il sistema verrà potenziato. Schianto tra tir lungo l'autostrada A4 tra Fratta e Portogruaro, morto uno dei conducenti, un cittadino serbo di 27 anni, lunghe code a Portogruaro. È stata individuata dai carabinieri la banda di sciacalli che rubavano i negozi del centro storico veneziano durante il lockdown. Con la bocciatura del progetto di riqualificazione dell'ex monastero di San Nicolò al Lido si salva il Global Campus of Human Rights fondato dall'Unione Europea e 10 università internazionali. Incontro tra Monsignor Moraglia, il commissario Spizzi, il sindaco Brugnaro e la procuratoria per fare il punto sui lavori necessari a proteggere la zona di San Marco dall'acqua alta. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In apertura di questa edizione veneziana i temi del lavoro con la protesta che si è tenuta questa mattina in via Torino davanti alla sede di Confindustria. C'è un'intera categoria, diverse categorie che attendono il rinnovo del contratto. Vediamo. Sono quasi 9 anni che questo contratto nazionale non viene rinnovato, la vostra paga oraria, come abbiamo detto prima, è ferma da 9 anni, il costo della vita è ovviamente invece al contrario aumentato. Presidio di sindacati e dipendenti del settore multiservizi, pulizia e ristorazione davanti alla sede mestrina di Confindustria in via Torino per chiedere il rinnovo del contratto scaduto da quasi 9 anni. Pensate che la paga oraria di questi lavoratori senza l'integrativo è 7,20 € l'ora, lordi, che vuol dire che prendono 4,90 € netti all'ora. Maggior parte di loro sono part-time, 15-20 ore settimanali, maggior parte donne, percepiscono circa 450 € al mese e sono gran parte di loro anche con monoreddito e un full time prende circa 1.000 € al mese. Dipendenti che nell'ultimo anno si sono ritrovati a lavorare con il Covid, sanificando ospedali, aziende, scuole. Queste persone non meritano una cosa del genere, sono le persone che hanno pulito tutti gli ospedali, che hanno pulito gli uffici pubblici, che sono nelle prefetture, che sono nelle scuole, è una vergogna. Soprattutto le lavoratrici in questo periodo di Covid nel settore sanitario ospedaliero sono state messe sotto pressione perché dovevano garantire delle lavorazioni ulteriori per sanificare. Abbiamo lavorato con spirito di abnegazione, siamo sempre state presenti e come dico io invisibili ma indispensabili. Sinceramente mi sento un po' umiliata ad essere davanti alle telecamere ancora una volta per chiedere quello che è un diritto assolutamente costituzionale di un paese civile, di un rinnovo di contratto di persone che hanno diritto di una dignità e di essere riconosciute come tale. Anche il nostro lavoro è un lavoro dignitoso e che deve essere alla stregua di tutti gli altri lavori riconosciuti in questo paese. Il nostro messaggio è indirizzato alle associazioni imprenditoriali che non vogliono rinnovare questo contratto nazionale. Per rinnovarlo ci chiedono di accettare l'eliminazione di certi diritti base, come anche la retribuzione dei primi 3 giorni di malattia. In questo caso Confindustria rappresenta una buona parte di società, quali possono essere Dussmann, Recip, Sodexo e altre aziende importanti. Di economia, lavoro, ripartenza e ovviamente vaccini si sta parlando in questi minuti a Palazzo Chigi. Ci sono le domande dei giornalisti in corso, c'è una conferenza stampa del Premier Draghi. Cosa sta dicendo Draghi? Cosa ha detto Draghi fino a questo momento? Voglio riaprire ma in sicurezza, però non ho ancora una data certa. Sentiamo cosa sta dicendo in questo momento. Un po' leggera.
per inciso, la copertura vaccinale per gli anni a venire, perché dovremo continuare a vaccinarci per gli anni a venire, perché ci saranno delle varianti e quindi questi vaccini vanno adattati e quindi ci saranno nuove gare per gli anni a venire e vi assicuro i contratti saranno fatti meglio. Questo è un passaggio rigorosamente in diretta e molto importante, perché di fatto il Premier sta dicendo che la campagna vaccinale non finisce qui, ce ne saranno altre perché altre varianti sono in vista. Tra l'altro campagna vaccinale che, ha detto Draghi, sarà comunque accelerata nelle prossime settimane, con la priorità assoluta degli over 80 che ha garantito saranno vaccinati tutti entro il mese di aprile. E sui vaccini ovviamente ha puntato tutto oggi il governatore del Veneto Luca Zaia nel consueto punto stampa di Marghera, perché il Veneto, alla luce delle indicazioni di EMA, dell'Agenzia Europea del Farmaco, ha deciso di non fare più il vaccino AstraZeneca alle persone sotto i 60 anni. Il Veneto ha deciso in questa fase di non far più vaccini AstraZeneca sotto i 60 anni. Questa è la decisione assunta dalla Regione dopo l'ennesimo caso AstraZeneca, con EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, che se da un lato ha confermato la sicurezza del vaccino, dall'altro ha demandato la decisione agli Stati membri, raccomandando, non obbligando, la somministrazione agli over 60. Abbiamo capito che EMA, come si può dire, quando c'è brutto tempo evita di uscire di casa. Nel senso che vedo che EMA ha detto che gli Stati membri decidano. È questo sistema di decidere. La Regione quindi ha deciso di sciogliere subito il nodo, allineandosi con le singole ULS che nelle prossime ore comunicheranno la rimodulazione della campagna vaccinale, che, assicura Zaia, non dovrebbe subire rallentamenti, a patto che i lotti programmati giungano a destinazione. Sopra i 60 anni noi abbiamo una popolazione di quasi 2 milioni di cittadini. Se mettiamo gli over 60 più i fragili, i vulnerabili eccetera, noi comunque prima di arrivare agli under 60 da vaccinare, ne abbiamo quasi 2 milioni prima da fare. Nel frattempo arrivano anche nuovi vaccini, cioè, insomma, se ci diamo delle priorità. E tra le priorità, ribadisce il presidente del Veneto, ci sono gli over 70, mentre un punto fermo è fissato sulle seconde dosi. Il Ministero ha chiarito che i richiami AstraZeneca sono AstraZeneca su AstraZeneca, a prescindere dall'età, perché se uno l'ha già fatto vuol dire che non ha avuto problemi. Il Veneto, puntualizzano dalla Regione, è primo per somministrazioni in Italia, 34.000 dosi inoculate nelle 24 ore, questo di fronte a un contagio che cala, 0,96 l'R-Conti, valore da zona gialla, ma che non allenta la presa sulle terapie intensive, sempre sotto stress, con i sanitari non ancora vaccinati, poco meno di 10.000, che stanno rivedendo le loro posizioni dopo l'ultimo decreto sull'obbligo. Connesso il tema della ripartenza con le regioni che premono sul governo Draghi per riaperture sostenibili. Buon senso della gradualità, ma comunque di affrontare questa nuova stagione, che non può essere ancora la stagione di chiusura senza se e senza ma. E di riaperture sostenibili sta proprio parlando il Premier Draghi in questi minuti, ma non c'è ancora una data, questo va assolutamente sottolineato. Intanto si avviano a superare quota 130.000 le prenotazioni per vaccini anti-Covid effettuate attraverso il nuovo sito della Regione. Da giovedì scorso, 1° aprile, che è partito il sistema, a questa mattina alle 7 erano circa 115.000 le prenotazioni fatte e credo che a sera arriveremo oltre le 130.000 prenotazioni. Il sito internet aperto dalla Regione per la prenotazione dei vaccini anti-Covid in Veneto ha retto l'urto di un servizio utilizzato da decine di migliaia di utenti. I problemi, semmai, sono più legati alla mancanza di dosi, ma quando ad esempio alle 16 di mercoledì la ULS 6 Euganea ha riaperto le prenotazioni, il sistema è stato in grado di riceverne 14.000, almeno 3 al secondo. Picchi di 6-7.000 prenotazioni all'ora si sono registrati nei giorni precedenti anche in altre aziende sanitarie. Abbiamo ricevuto ovviamente delle segnalazioni su qualche disfunzione, soprattutto, arrivo al punto, sull'identificazione
dell'appartenenza o alla categoria dei disabili o degli estremamente vulnerabili. Purtroppo su alcune categorie come i disabili abbiamo avuto anche una fornitura di un'identificazione un po' lacunosa e quindi con modalità organizzative varie stiamo cercando di affinare queste liste. Prossimamente l'evoluzione del sistema permetterà a chi non si ritrova nella lista di pazienti cui ritiene di appartenere di accedere alla prenotazione tramite un'autodichiarazione. Al momento del vaccino dovrà quindi esibire i documenti che provano il suo stato. In Veneto disabili ed estremamente vulnerabili sono circa 400.000, cui vanno aggiunti, anche se non per tutte le categorie, anche gli accompagnatori. Per i vulnerabili prevederemo la possibilità che uno si dichiari accompagnatore e quando è il momento della vaccinazione viene verificato che effettivamente sia l'accompagnatore. Il dottor Giovanni Pittoni, ex direttore sanitario dell'ULSS 1 Dolomiti, è il nuovo direttore sanitario dell'ospedale San Camillo degli Alberoni al Lido e sovrintendente dell'ospedale Villa Salus di Mestre. Tra le conseguenze più impattanti del Covid ci sono anche i danni neurologici che il virus lascia a chi riesce a superarlo. 2 ospedali importanti della nostra città, l'IRCS San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia e il Villa Salus di Mestre, che sono entrambi diretti dalle suore Mantellate di Pistoia, rafforzano il loro organico. Il dottor Giovanni Maria Pittoni, ex direttore sanitario dell'ULSS 1 di Belluno, è il nuovo direttore sanitario del San Camillo e sovrintendente di Villa Salus. L'amministratore delegato Mario Bassano lo presenta così. È un'ulteriore acquisizione di una figura di un certo rilievo che va a sommarsi con i nuovi professionisti che nel corso di questo anno e mezzo l'ospedale ha inteso avvicinare proprio per dare un servizio molto più qualificato, professionale nei confronti della comunità veneziana in perfetta sintonia con l'ULSS di Venezia. Sempre in prima linea nella lotta al virus. Villa Salus è anche un ospedale Covid, quindi all'interno delle sue attività, oltre ad avere le normali attività chirurgiche, ha anche appunto questa peculiarità che un po' la contraddistingue. Quindi tanti auguri al dottor Pittoni. Il nuovo direttore sanitario è già al lavoro con grande entusiasmo. Le 2 strutture, il Villa Salus di Mestre e l'IRCS San Camillo del Lido, hanno un punto in comune che è quello di puntare appunto, di mirare alla riabilitazione dei pazienti anche con delle modalità che sono sicuramente all'avanguardia non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Scontro mortale questa mattina lungo l'autostrada. Schianto fra tir lungo l'autostrada A4 verso le 8:45 tra Fratta e Portogruaro in direzione Venezia, lungo il tratto a 3 corsie nelle vicinanze del ponte sul fiume Tagliamento. Nel violento impatto è morto uno dei conducenti, un cittadino serbo di 27 anni. Il personale del SUEM, intervenuto sul posto anche con l'elisoccorso, ha provato a rianimarlo, ma senza esito. Sul posto sono giunti anche il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il 118. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il camionista. Per la durata delle operazioni è stata istituita l'uscita obbligatoria alla Tisana per chi proveniva da Trieste e chiuso lo stesso svincolo in ingresso in direzione Venezia. Lunghe code a Portogruaro per i mezzi fermi in colonna. Ed è stata individuata dai carabinieri la banda di sciacalli che agiva durante il lockdown. A distanza di un anno, i carabinieri del nucleo operativo e dei natanti, diretti dalla Procura di Venezia, sono riusciti a identificare e denunciare gli autori dei furti, tentati o messi a segno, a danno di attività commerciali veneziane nel periodo del lockdown, tra marzo e aprile 2020. Una vera e propria azione di sciacallaggio. Sono 3 veneziani di Cannareggio di 25, 30 e 32 anni che in quelle settimane, mentre tutti erano a casa e i negozi chiusi, hanno visitato oltre 18 esercizi approfittando delle circostanze. Si aggiravano di notte nell'area di Cannareggio, scassinando porte o finestre ed entrando nei negozi di vario genere, principalmente alimentari e panifici,
ma anche in un pub e in una scuola. Hanno rubato soprattutto generi alimentari, ma anche denaro e ciò che gli capitava sotto tiro. In molti casi i negozi hanno registrato migliaia di euro di danni a strutture e serramenti, superiori al valore del denaro o della merce rubata. Durante le indagini gli investigatori hanno visionato oltre 100 ore di video delle telecamere della polizia locale, analizzato 1 migliaio di tabulati e rilevato le tracce lasciate dai ladri. Alle indagini hanno collaborato anche le unità cinofile di Torreglia. Alla fine gli sciacalli, tutti disoccupati e con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Nelle loro abitazioni i carabinieri hanno trovato parte del bottino che è stato restituito ai proprietari. Rimaniamo a Venezia per parlare del progetto di riqualificazione dell'ex monastero di San Nicolò al Lido. Mibac e Demanio hanno bocciato il progetto di riqualificazione dell'ex caserma Pepe e dell'ex monastero di San Nicolò al Lido, un progetto che, secondo quanto appurato dall'accesso agli atti del consigliere comunale Marco Gasparinetti, andava verso la creazione di un nuovo albergo e di un'area ristorazione. Ed un dibattito seguito con una certa apprensione proprio dal monastero di San Nicolò, dove dal 1998 ha sede il Global Campus of Human Rights, un network di formazione post-universitaria fondato nel 1997 dall'Unione Europea e da 10 università internazionali che hanno istituito il Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione. Il nostro obiettivo è quello di confermare le nostre attività presso il monastero di San Nicolò, che è la nostra sede, la sede riconosciuta da tutti i nostri studenti, dai nostri professori, da tutte le nostre università e partner di tutto il mondo come il luogo ideale per lo svolgimento delle attività sui diritti umani, ed è importante quindi che sia emerso il fatto che appunto il destino della caserma Pepe e il destino delle nostre attività abbiano 2 percorsi separati, proseguire in questo senso. Il Global Campus of Human Rights ha impiegato circa €500.000 in lavori di manutenzione del monastero di San Nicolò. Oltre al prestigio dell'istituzione, la presenza del campus a Venezia porta anche un forte ritorno economico per la città. Si parla di all'incirca €500.000 annualmente che sono portati dagli studenti durante la loro presenza. Un indotto simile, quindi stiamo parlando di €450.000, quindi altrettanti più o meno, si possono riferire ai professori. C'è un indotto ovviamente poi indiretto che è legato alla presenza quindi di uno staff di all'incirca 30 persone, di professionisti che lavorano con noi. Se parliamo di fatturato che la nostra associazione, quindi sono fondi prevalentemente dell'Unione Europea che noi utilizziamo e che vengono spesi nella città per la realizzazione delle attività, si parla di circa €3 milioni. Incontro tra il patriarca Moraglia, il commissario Spizzi, il sindaco Brugnaro e la procuratoria per fare il punto dei lavori a San Marco. Venezia deve essere ricordata e messa a fuoco da parte di tutte le forze politiche locali, nazionali, di ogni appartenenza politica, deve essere attenzionata come una città unica che è una cartolina di presentazione unica del Made in Italy. È un richiamo forte quello del patriarca Francesco, che non si stanca di ribadire come la città abbia bisogno di essere più tutelata, a partire dai lavori sempre più urgenti in Piazza San Marco. Questo è stato oggetto anche di un mio incontro con la commissaria, con il primo procuratore. Ne ho parlato anche con il sindaco. Ecco, io auspico che ci sia un intervento complessivo per l'Insula Marciana, che avrà dei tempi, spero brevi, ma avrà dei tempi di sviluppo, e proprio per fronteggiare il periodo che ci attende rispetto a questa realizzazione che attendiamo e sarà risolutiva, almeno per l'Insula Marciana, penso che sia importante anche quella barriera temporanea. Serve maggiore concretezza. Bisogna avere il coraggio e la forza politica di trasformare questi progetti, queste idee
in carta scritta che si traduca in investimenti, in iniziative, in una progettualità. Voglio ricordare un principio fondamentale, che è ingiusto trattare situazioni uguali in modo differente e che bisogna trattare in modo differente situazioni differenti per essere giusti. Da Venezia è tutto, c'è il meteo, buona serata. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo. Alta pressione sull'Italia, dunque anche sul nostro territorio avremo un tempo asciutto e stabile e un clima via via più gradevole. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 9 aprile. Sul Veneto sarà una bella giornata con sole prevalente un po' su tutte le province della nostra regione, tuttavia con qualche nube in più e con locali addensamenti, ma in genere senza precipitazioni associate. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra lo 0 e gli 8 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 11 e i 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso, specie sui settori montuosi. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime fino ai 14-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, nessuna novità, anche qui avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime fino ai 16 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.